Ascoltiamo il brano tratto dal documento Per una Chiesa chiavarese che si rinnova nella luce del Vangelo, consegnato alla nostra Chiesa dal nostro Vescovo lo scorso 10 giugno. La liturgia, infatti, è un ponte tra cielo e terra, non un momento di evasione dalla realtà che viviamo, ma la possibilità di fare della nostra vita un'offerta gradita al Padre, un gesto di lode e di invocazione, di comunione fraterna, una finestra che si apre sull'infinito di Dio amore. È una prospettiva affascinante che contrasta purtroppo con la realtà di tante nostre celebrazioni liturgiche, che appaiono trascurate da tanti cristiani con molta noncuranza. Essa testimonia dell'incapacità di riconoscere il valore del dono, ma testimonia anche dell'inadeguatezza delle celebrazioni a farlo percepire. Non si tratta di suscitare un interesse esteriore, ad esempio con la spettacolarizzazione delle celebrazioni, ma di toccare le corde dello spirito. Certamente celebrare liturgie che abbiano quel volto è dono dello Spirito Santo, che sa ravvivare il senso di mistero coniugandolo con la gioia dell'assemblea dei fratelli, ed è frutto della evangelizzazione. Ma che fare da parte nostra per dare una migliore impronta alle nostre liturgie? Certo, siamo chiamati a meglio curarle, non improvvisandole, ma preparandole con la consapevolezza che la liturgia è culmine e fonte della vita della Chiesa e quindi non un gesto tra gli altri. Un tale impegno non deve riguardare solo il sacerdote, ma anche i fedeli sono chiamati a coinvolgersi in questa preparazione. È auspicabile che si curi con finezza l'ambiente della liturgia, gli arredi ordinati e puliti, i libri liturgici, l'ordine e la pulizia, i fiori, che si preparino i canti, le sobrie munizioni per aiutare i fedeli a meglio comprendere, i lettori che preparino le letture loro assegnate, i ministri della comunione, se necessari, i ministranti. Buonasera a tutti e bentrovati a tutti. È questo il primo appuntamento di formazione liturgica che viviamo nella nostra Chiesa diocesana, appuntamento rivolto a tutti coloro che svolgono un ministero all'interno delle proprie comunità parrocchiali, rivolto ai parroci, rivolto a tutti i fedeli. Il desiderio di quest'anno, come avete già un po' letto sicuramente dai vari manifesti, dalle varie locandine che vi sono arrivate, seguendo proprio le parole del nostro Vescovo, è di rinnovare la Chiesa chiavarese vivendo la liturgia. E per vivere bene la liturgia ci siamo detti anzitutto dobbiamo formarci ad essa. Ed è questo il percorso che intendiamo fare in questi anni. Diversificato a seconda dei vari ministeri all'interno delle nostre comunità, della nostra Chiesa, diversificato a seconda dei temi e delle possibilità che abbiamo, anche nelle nostre parrocchie, perché poi sappiamo che noi ci formiamo, ma poi ciascuno di noi vive la vita liturgica nel concreto delle nostre comunità. E quindi come poter essere presenza di aiuto, di evangelizzazione, di cambiamento all'interno delle nostre comunità, vivendo bene appunto il momento liturgico. Per fare questo viviamo tanti momenti, quello di stasera è un momento prezioso perché ci ritroviamo in tanti e di questo sono contento, non solo ministri straordinari della comunione, lettori, cantori, vedo anche alcuni sacristi, alcune persone che svolgono a vario titolo il loro servizio e il loro contributo all'interno della Chiesa, tante religiose e sacerdoti. E questa sera ci aiuta Don Paolo Tomatis, sacerdote della diocesi di Torino, direttore dell'ufficio di pastorale liturgica della sua diocesi, insegna liturgia
in tanti posti, a me ha insegnato a Padova, quindi ci siamo conosciuti lì, e questa sera ci aiuta proprio su questo tema. La domanda: i ministeri laicali nella Chiesa. Abbiamo scritto fastidio, sfida o possibilità. Ci sono tutte e tre le ipotesi, perché sappiamo, dicevamo prima con Don Paolo, come nella nostra diocesi i ministeri siano sempre stati incoraggiati, ci si sia sempre formati i ministeri, ma certamente la grazia che abbiamo di essere un clero ancora abbastanza sufficiente per tutte le realtà parrocchiali non ha chiesto sempre un coinvolgimento totale di tali ministeri, quindi l'emergenza non è ancora diventata così impellente che ha chiesto ai ministri di dover entrare in prima persona. Questo si verificherà sempre di più, ma al di là di questo ci chiediamo la bellezza e l'importanza del vivere un ministero all'interno della Chiesa, nell'ottica del servizio e un po' nell'ottica del vivere proprio il nostro battesimo, ciascuno con i propri compiti che la Chiesa ci affida. Ascolteremo Don Paolo, poi ci sarà il tempo per le domande, per le riflessioni insieme e poi concluderemo cantando la Salve Regina. Al vostro posto, oltre alla preghiera, avete trovato un dépliant illustrativo dell'Istituto di Musica, perché questo evento è fatto insieme all'Istituto Diocesano di Musica Sacra, e poi daremo negli avvisi finali il prossimo appuntamento, che sarà fra non molte settimane, che riguarda l'Istituto Diocesano di Musica. Insieme a quello vi ricordo che ci sono i dépliant dalla porta che illustrano un po' il cammino diocesano liturgico della nostra diocesi, e sono usciti proprio questa sera, il nuovo calendario liturgico diocesano. Lo dico a tutti perché tante volte noi compriamo nella nostra libreria diocesana un calendino qualunque che costi poco. Ecco, quest'anno il calendario liturgico è un po' dimagrito rispetto agli altri anni, sia nel numero di pagine che nel costo. L'obiettivo è proprio quello che diventi fruibile a più persone possibili, perché è vero che uno può dire non sono prete, quindi magari certe cose non mi interessano, però chi ha quel calendino in mano è informato un po' sulla vita diocesana a 360 gradi, sulle feste che si celebrano, sugli appuntamenti che ci sono, e quindi può essere utile acquistarlo. Ce ne sono alcune copie già stasera, ma da domani presso le edizioni Paoline potrete trovarlo. Ora la smetto e lascio la parola a Don Paolo, che ringrazio davvero di cuore. Grazie a voi di questo invito per parlare insieme di liturgia, in modo particolare di diversi ministeri e servizi che si danno nella liturgia. Il titolo, che parla di tre possibilità, fastidio, sfida o possibilità, ci invita ad entrare dentro anzitutto chiedendoci: ma chi è che può dare fastidio? La promozione dei vari ministeri nella liturgia. Per quale motivo qualcuno dovrebbe essere infastidito? La prima categoria che potrebbe essere un po' infastidita a qualcuno è quella dei presbiteri. E per diversi motivi ci possono essere alle volte delle componenti ideologiche, e cioè là dove il presbitero si pensa come l'uomo del sacro e non soltanto le mani consacrate, ma anche la testa consacrata, dà le direttive per la liturgia, il fatto che arrivi qualcun altro a dire come si devono fare le cose è concepito come qualcosa di sbagliato di per sé. Potrebbe capitare, no? Più facilmente non è una questione ideologica, ma quasi una questione un po' istintiva, cioè sotto la questione dei servizi ci sta la questione del potere. È giusto che ce lo ricordiamo, che quando parliamo di un servizio liturgico noi parliamo anche della gestione e della distribuzione non soltanto del servizio, ma anche del potere nella Chiesa. Intanto perché il servizio è poter fare qualche cosa per la Chiesa, ma questo potere, nella misura in cui viene da un incarico, genera non di rado dei conflitti tra chi va e chi non va, dei ministri della comunione, chi si alza, chi tocca o chi non tocca leggere, e a chi tocca decidere se deve andare uno o deve andare l'altro. E così il luogo dei servizi liturgici possono diventare anche un luogo di conflitto nella liturgia,
e nella Chiesa, no? Non è raro che qualche laico formato nei corsi diocesani si senta dire: che cosa vuoi insegnare tu a me che sono 50 anni che faccio questo mestiere? No? Eppure c'è un numero molto bello che dobbiamo riprendere dell'ordinamento generale del Messale romano, cioè dell'introduzione al Messale, che dice così, è il numero 114. La celebrazione si faccia di comune, la preparazione pratica di ogni celebrazione, pensiamo alla messa della domenica, si faccia di comune e diligente intesa. Quindi la preparazione pratica si fa di comune e diligente, cioè pieno di amore e di impegno, intesa tra tutti coloro che sono impegnati nelle varie dimensioni della celebrazione, la dimensione pastorale, la dimensione musicale, la dimensione più rituale del cerimoniale, la dimensione appunto del canto, la dimensione pastorale quindi dei catechisti, sotto la guida di colui che è responsabile della Chiesa, non di colui che presiede l'Eucarestia, sotto la guida del responsabile della Chiesa. Perché se il Presidente arriva all'ultimo minuto e dice no, io voglio che questa cosa si sposti qui e non stia lì, però il responsabile della Chiesa di comune dirigente intesa con la comunità ha deciso che è giusto che quella cosa stia lì e non lì, chi comanda non è il Presidente della liturgia, cioè il singolo prete che presiede. Di comune dirigente intesa, sotto la guida di colui che è responsabile della Chiesa, vedi il parroco o un rettore di una comunità, e, udite bene, sentito pure il parere dei fedeli per le cose che li riguardano direttamente. Quasi che c'è un invito a fare in modo che la preparazione sia fatta appunto insieme. Ho dimenticato di dire la cosa importante, secondo i libri liturgici, cioè che tutti insieme, chi comanda nella liturgia? Chi decide? Decide la liturgia stessa, secondo i libri liturgici, cioè ci si mette tutti insieme d'accordo per andare tutti insieme alla scuola della liturgia. Questo sarebbe il massimo. È vero che poi la liturgia non ci dice nel libro liturgico se è meglio questo canto o quell'altro canto d'inizio o quanti secondi bisogna aspettare prima di iniziare la prima lettura. E quindi è chiaro che c'è un discernimento da fare insieme, dove c'è uno che guida, ma non nel senso che decide lui, ma nel senso che lui è garante, è il ministro ordinato, che le scelte della comunità siano secondo lo spirito della liturgia, alla scuola della liturgia. Ecco perché può capitare che, con un po' di fastidio, che un laico venga a dire ma qua c'è scritto così nell'ordinamento generale della liturgia, che l'offertorio si fa così. E allora sentirsi insegnare le cose da qualcun altro magari non sempre fa tanto piacere. Alle volte è un fastidio legittimo, soprattutto quando il laico che va a dire c'è scritto così non sa distinguere tra le regole piccole e le regole grandi. E questo è una cosa importante, cioè di saper distinguere quando il dettaglio è importante, è giusto che si faccia così, o quando si tratta di un dettaglio che sarebbe meglio fare così, ma si può anche fare diverso. Ora, non si tratta di cedere al relativismo, ma di sapere che la liturgia, secondo così come dovrebbe essere fatta, si incarna sempre dentro una storia e un'assemblea. A questa questione dei servizi liturgici che richiamano la questione del potere, potremmo rispondere rinviando ad un articolo che scrisse Karl Rahner diversi anni fa, un articolo intitolato La teologia cristiana del potere. E in questo articolo Rahner diceva così: la finalità cristiana del potere è l'amore, e l'amore obbliga a condividere con gli altri
il potere, un potere no? Così da eliminare il potere sugli altri. No? La finalità del potere per i cristiani è l'amore, e l'amore chiede di condividere il potere perché sia un potere con e non un potere sopra, su. No? In questo senso, allargare le competenze ministeriali, il fatto che ci siano dei servizi formati nella nostra comunità, favorisce che cosa? La condivisione non soltanto del potere, del sapere. Cioè che non sia uno solo a sapere come si fanno le cose, come la liturgia deve essere fatta. E la condivisione del sapere è una delle principali forme per la condivisione del potere. Perché se c'è uno che la sa più di tutti e dice all'altro tu stai zitto perché non sai, fa sì che tutto si blocchi in un consiglio pastorale, come in un gruppo liturgico. Ora, cioè, qui siamo al di là, non dobbiamo pensare che sia sempre tutto un conflitto, no? Qualche volta capita e mediamente non lo è, ma il fatto che condividiamo una formazione e dunque anche un sapere fa sì che nella liturgia non ci sia chi comanda e chi obbedisce, ma almeno idealmente ci siano soltanto degli obbedienti, cioè tutti persone che cercano di obbedire a chi? Alla scuola della liturgia stessa. Certo, ripeto, le cose non stanno così semplici perché la liturgia non ci dice nel dettaglio come bisogna comportarsi nella singola comunità. C'è chi ha la chiesa piccola, c'è chi ha la chiesa lunga, c'è chi ha la chiesa con tante persone, chi ha la parrocchia con poche persone, e bisognerà fare sempre delle scelte concrete. No? E tuttavia il fatto che nessuno comandi nella liturgia, ma tutti obbediscano, anche colui che presiede è chiamato a obbedire alla liturgia, cioè a fare la sua parte nel modo giusto, nel modo migliore. Ora, però vorrei dire che c'è una seconda categoria che di fronte alla questione degli animatori liturgici, dei ministeri e dei servizi liturgici, in questo momento lo utilizzo in termine piuttosto ampio, no? Quasi equivalente, anche se dal punto di vista tecnico non lo è, i ministeri e i servizi nella liturgia. Questa seconda categoria è proprio quella dei laici. Ad esempio è stata fatta un'inchiesta nella mia regione del Piemonte tra il 2000 e il 2005 con domande molto precise fatte a quelli che erano al primo banco, ma a quelli che anche erano al fondo della Chiesa, cioè un'inchiesta che avesse un certo valore statistico, non soltanto ai più affezionati, e alla domanda a proposito di come giudicavano la presenza di animatori liturgici, c'era un numero considerevole che giudicava questo fatto con un senso di fastidio. No? E il fastidio non era tanto dato dal fatto che ci fossero degli animatori della liturgia, dall'animazione in se stessa, cioè l'animazione liturgica è ritenuta utile e necessaria, ma quello che dà fastidio a alcuni credenti che erano stati intervistati era un'animazione troppo disinvolta, troppo agitata, quando l'animazione diventa agitazione liturgica. No? E quindi se i ministeri sono ingombranti o enfatizzati, rischiano di occupare in modo eccessivo la scena liturgica, per cui manca un minuto della messa, c'è ancora gente che corre, che parla, che traffica, che prepara, quando sarebbe il momento di fermarsi. Bene, quello che è stato fatto, no? Allora è il segno che ci potrebbe essere un fastidio non dall'animazione in se stessa, ma da un cattivo modo di esercitare i servizi liturgici, di animare l'assemblea. Vi faccio un secondo esempio, lo traggo da un blog di uno dei più affermati vaticanisti, Aldo Maria Valli, che scrive così:
Entro in una libreria, vedo numerosi sussidi per l'animazione liturgica. Di fronte a questi testi, dice questo scrittore, giornalista, resto sempre un po' perplesso. Che cosa ci sarà mai da animare nella liturgia? Se devo essere sincero, le nostre liturgie a me sembrano già fin troppo animate, nel senso che ci vedo molta umana fantasia e poco raccoglimento, una certa confusione e poca adorazione. Il chiacchiericcio che c'è in chiesa prima dell'inizio della celebrazione è rivelatore. Possibile che le persone non riescano a stare in silenzio nemmeno qui? Possibile che non si riesca più a distinguere tra uno spazio e un tempo ordinario e uno spazio e un tempo sacro? Più che sussidi per l'animazione liturgica, pubblicherei sussidi per insegnare il silenzio. Proviamo un po' a ragionare su questa critica, perché da una parte dice, può essere vero, alle volte siamo noi che rischiamo di contribuire a una certa agitazione liturgica, anziché a contribuire al raccoglimento, anche con buone intenzioni. Dall'altra parte, in questo modo di pensare c'è quasi una forzatura, cioè come se la liturgia non avesse bisogno di animazione. Certo, lui dice, secondo un carissimo amico teologo, l'idea che la liturgia debba essere animata nasce dal fatto che ormai anche molti cattolici ignorano che cosa sia la liturgia cattolica, e cioè non la vivono più come il luogo, il contesto nel quale avvicinarsi a Dio attraverso il suo Figlio, il luogo in cui toccare Cristo mediante i sacramenti, ma come una semplice aggregazione sociale. Da qui l'enfasi sull'animazione. Se al centro della liturgia c'è l'assemblea, la comunità, come se la liturgia fosse funzionale all'incontro della comunità, allora diventa importante l'animazione, come nelle feste dei bambini, dove è ormai d'obbligo la presenza dell'animatore. Ma se al centro c'è Cristo, più che di animatori abbiamo bisogno di raccoglimento, adorazione, silenzio. È tutto giusto, ma è fin troppo giusto. Certo che la liturgia è toccare Cristo e lasciarsi toccare da Lui, ma questo contatto avviene attraverso l'agire della Chiesa, l'agire dei gesti della liturgia, del Presidente, di un lettore che si alza a leggere. E quindi, cioè, che lui lo voglia, è molto ingenuo, trovo. È giusto, ma è superficiale e non si accorge che nella misura in cui la liturgia è contatto, no, con Dio, noi ci dobbiamo mettere le mani. E anche chi dice non dobbiamo fare niente, stare solo in adorazione, non è possibile, perché anche stare fermi e decidere di fare delle cose anziché altre, cantare, non cantare, scegliere quel canto e non scegliere, è impossibile non animare la liturgia, no? Certo, bisogna raccogliere l'invito ad una liturgia, ad un'animazione, ad un ministero non agitato, ma ad un ministero orientante. Qua potremmo già vedere una prima delle sfide della liturgia, e cioè che tutti i ministeri siano orientati al mistero. Orientare i ministeri al mistero. Potremmo fare poi degli esempi, no? Come orientare il ministero del lettore al mistero? Semplice, facendo in modo che quella parola di Dio che è proclamata ci faccia stare davanti a Lui che ci parla. Non c'è più il lettore, bravo, c'è la parola di Dio che ci parla. Oppure pensiamo ai ministranti. I ministranti, orientare i ministranti al mistero vuol dire che guardando i ministranti, chierichetti, ragazzi, giovani o adulti, cioè coloro che fanno il servizio all'altare, quasi come in uno specchio, noi siamo orientati a quello a cui loro sono orientati. Perché se vedi dei bambini che li hai messi lì in 40 per coinvolgerli, no? I ministeri non al servizio del mistero, ma al servizio della partecipazione. Quindi prendiamo tutti i bambini, li schiacciamo nel presbiterio, li vestiamo, no?
E poi è chiaro che gli schiacciati non sanno cosa fare, dopo mezz'ora incominciano a giocare con le cordicelle, a darsi le gomitate, no? E noi guardiamo loro, siamo distratti. E se invece noi abbiamo 5, 10, 20, 40, non sto facendo questione di numeri, ma ministranti orientati, che pregano, che sanno cosa fare e stanno davanti al Signore, come in uno specchio, anche noi siamo invitati a fare lo stesso, a metterci davanti al Signore in preghiera. Ecco, potremmo fare anche l'esempio sui cori, no? Perché alle volte questi cori un po' gospel che si mettono la casacca, ondeggianti, no? E mentre cantano. Poi bisogna capire se tutto questo non è detto che sia sbagliato, ma bisogna vedere a determinate condizioni. Ci sono dei luoghi in cui tutto questo accade con una grande naturalezza, ma se il coro concentra troppo su di sé l'attenzione, per cui alla fine della messa non viene fuori proprio il senso della lode al Signore, è stata proprio una bella preghiera, un bel canto, ma come siete stati bravi o come siamo stati bravi, ecco, orientare il ministero del coro, del canto, al mistero celebrato, così che il canto sia giusto, possa far entrare tutti, o attraverso il canto, attraverso l'ascolto. Ecco la sfida dei ministeri. Ed è per questo, ad esempio, tanto per fare un piccolo esempio su questo discorso, no, di un'animazione liturgica che non è distraente, che non si agita, ma orienta al mistero. Ed è per questo che se uno apre dei sussidi sull'animazione liturgica, che però sono di ultima generazione, no? Vi faccio un esempio, c'è un libro che si chiama Ars Celebrandi e raccoglie un poco il pensiero, la riflessione, la pratica francese, no? E lì ci sono delle cose interessanti, ve ne dico una, e cioè si invita gli animatori, la guida del canto dell'assemblea, no? Ad una gestualità più controllata e più misurata, meno ingombrante e più attenta a non distrarre con la propria presenza da ciò che si sta facendo. Ad esempio, se si dice, se il vescovo incensa l'altare durante il canto d'introito, oppure se siamo al momento dell'elevazione per Cristo, con Cristo, in Cristo, con il grande Amen, è bene che la guida dell'assemblea non concentri su di sé l'attenzione perché tu lo guardi per poter cantare Amen, ma lui stesso sia il primo orientato a ciò che si sta facendo, incensando l'altare, oppure elevando nella grande dossologia al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, no? Ecco, sono piccoli dettagli che ci dicono che siamo in una fase dell'affinamento, di approfondimento della riforma liturgica, in cui l'animazione liturgica non è sbagliata, è necessaria, è utile e tuttavia ha bisogno di orientarsi sempre di più al mistero celebrato. Dunque, i ministeri liturgici non devono essere un fastidio, ma devono essere, e neanche semplicemente una possibilità nel senso di un optional, no? Ma devono essere quell'elemento che è necessario alla liturgia, no? Non dimentichiamo che, cioè, quando l'ordinamento generale ci consegna lo schema base della messa, lo guarda su quello domenicale. Cioè non dice prendiamo il minimo necessario e poi dopo, se si può, si aggiunge la processione d'ingresso con i ministranti, i lettori, i ministri della comunione, una guida del canto e dell'assemblea, ma è la configurazione normale questa di una comunità che si trova per pregare, no? Una presenza chiamata a mettere alla presenza del Signore. Dunque no fastidio e neanche soltanto possibilità nel senso dell'optional, no? Cioè se c'è il lettore bene, capace, altrimenti prendiamo uno qualsiasi.
Se c'è il musicista, bene, altrimenti facciamo senza. Se c'è la guida del canto, se c'è chi prepara la guida della preghiera dei fedeli, bene, altrimenti ce la caviamo con il libro. Questo modo di ragionare è comune ed è giusto che sia così, cioè è normale dire, se manca qualche pezzo ne facciamo a meno, però rischia troppo di assecondare una pratica e una mentalità per cui i ministeri sono i servizi. Il servizio alla liturgia è un optional. Ora, nella misura in cui il mistero della liturgia si dà nella forma diversa dei linguaggi della liturgia, non è un optional che il lettore si capisca, faccia comprendere bene la parola di Dio o invece non faccia comprendere la parola di Dio perché è improvvisato, no? Cioè non dobbiamo pensare, e quindi appartiene al modo con cui si dà il mistero celebrato, e cioè il modo rituale, il modo dei linguaggi liturgici, il fatto che il mistero vada alla ricerca non di un solo ministro, ma di più ministri, non di un solo linguaggio, ma di più linguaggi. E così come il ministro ordinato non può e non deve assorbire i diversi ministeri, allo stesso modo i diversi ministeri non possono concentrarsi in una sola persona che fa tutto, perché sono chiamati a rivelare, no, una comunità, un'assemblea ricca di carismi al servizio della liturgia. Quindi i ministeri nella liturgia, forse questo è il secondo punto, no? Primo, i ministeri sono chiamati a orientare al mistero. Secondo, i ministeri non sono soltanto un optional, no? Ma sono necessari per rivelare in pienezza il mistero di Cristo e il mistero della Chiesa. Terzo punto, quali sono le sfide oggi, no, per la ministerialità delle nostre comunità? Possiamo chiederci anzitutto nelle nostre parrocchie e poi anche nelle nostre diocesi, nella vostra diocesi, di quali ministeri hanno più bisogno le nostre comunità, no? Sono passati più di 50 anni dall'inizio della riforma liturgica e si possono fare dei bilanci sulla ministerialità che sono fatti di luci e di ombre. Le luci sono molte, mai la Chiesa ha avuto così tanti laici che si sono interessati di liturgia, no? Prima, forse fino all'inizio della riforma liturgica non era così, no? E desiderosi di formarsi. La vostra stessa presenza qui è un segno, no, di questo, no? Mai nella sua storia la Chiesa ha avuto a disposizione così tanti ministri, fedeli desiderosi di formarsi per acquisire competenze e assumere responsabilità. Non mancano delle ombre, no? Che possono riguardare o la carenza dei ministri ordinati o certe difficoltà che possono avere i ministri il ministero ordinato, no? Ne indico due: il fatto che i preti si trovino di fronte a nuove situazioni, cioè essere parroci di più parrocchie, e che chiede loro di presiedere la liturgia di più comunità senza dover correre troppo, no? Oppure il fatto che la riforma liturgica ci ha consegnato un modello di liturgia che non è ingessato, uniforme come il precedente, per cui lo stile personale è in qualche modo qualche cosa di molto naturale e ciascuno celebra con la sua voce, con la sua età, con le sue provenienze, anche, come possiamo dire, con la sua cultura. Chi si è formato, è stato ordinato negli anni 70, ha alcune sensibilità.
che sono un po' diverse da quelli che sono stati ordinati negli anni 80, 90, 2000, e questo pone alle comunità e agli stessi preti la fatica e la sfida di uno stile della presidenza, ma poi diremo anche dei diversi ministeri, sufficientemente condiviso, no? Che la messa non dipenda soltanto e troppo dal prete celebrante, no? Ci sono poi il ministero liturgico del diaconi, no? Ve ne sono alcuni nella vostra diocesi, no? Ancora alla ricerca di una identità che dovrà obiettivamente un poco calarsi dentro quella che è la singolarità delle persone. Ci sono delle persone più portate a stare nella liturgia, altre che fanno più fatiche, ma che hanno comunque gli uni e gli altri bisogno di una formazione. E poi ci sono le difficoltà un poco dei diversi ministeri. Qui vogliamo ricordare qualcosa a proposito dei ministeri istituiti, cioè ricordiamo come nel 1973 Paolo VI semplifichi tutti i gradini che precedentemente erano gli ordini minori che portavano agli ordini sacri e al ministero ordinato, e per prevedere alcuni ministeri. Lui ne prevede anzitutto 2, che sono l'accolitato e il lettorato, no? Il lettorato e l'accolitato, ma non si esclude in una lettera del 77 della Congregazione per i Sacramenti e il Culto il fatto, ma anche già all'inizio, no, di Ministeri Acquedam, la creazione di nuovi ministeri. Nel 77 si diceva: le conferenze episcopali possono richiedere nuovi ministeri ritenuti necessari o utili nella propria regione, precisando che questi nuovi ministeri possono essere anche conferiti alle donne, perché quello era il guaio che ha reso un poco inefficace la questione dei ministeri istituiti, e che venivano pensati soltanto per gli uomini, no? Questa sorta di timore che l'allargamento dei ministeri tradizionalmente legati agli ordini sacri, dagli uomini alle donne, provocasse quasi un'apertura a richieste ulteriori che andavano nel senso dell'ordinazione delle donne, ha fatto sì che ancora oggi, tutto sommato, no? Nel 2007 i vescovi al Sinodo sulla parola di Dio chiesero che ci potesse essere l'istituzione dei lettori anche per le donne, ma si sono trattenuti e hanno detto no. E questo è uno dei motivi per cui i ministeri istituiti, cioè incarichi permanenti, dati alle persone attraverso una formazione, un riconoscimento ecclesiale della Chiesa locale, non parrocchiale, no? Per servizi importanti, di vitale importanza per la Chiesa, e questo è uno dei motivi per cui l'accolitato e il lettorato in molte diocesi, non so se anche a Chiavari, non sia stato promosso per i laici, no? Ma continui a esserci soltanto per coloro che diventano prete. A Torino, per esempio, è così. Uno dei motivi è perché si trovava ingiusto darlo soltanto alle persone di sesso maschile e non a quelle di sesso femminile. Ma c'è un secondo motivo più profondo, è come l'intuizione che le nostre chiese forse non hanno poi bisogno di una istituzione, e cioè di un'istituzione ministeriale per il compito del lettore e per il compito del ministrante, dell'accolito, ma quasi di un riconoscimento, di un incarico più leggero, più aperto, no? Quasi che abbiamo meno bisogno di lettore istituito, ma di un buon gruppo lettori nelle nostre parrocchie, in cui al di là dell'istituzione ci sia una formazione, un incarico e la possibilità anche di un ricambio e di nuovi ingressi, ecco, no? Gruppi ministeriali più che singoli ministri, più flessibili e aperti al giusto ricambio.
Ci si potrebbe chiedere se allora una via che può essere percorribile non è tanto quella dei ministeri istituiti, ma dei cosiddetti ministeri riconosciuti o di fatto, cioè ministeri servizi liturgici che diventano ministeri nella misura in cui ricevono un incarico dalla Chiesa locale. Tale per esempio è il servizio del ministro straordinario della comunione, che è un servizio strategico per la liturgia, perché al ministro viene data la possibilità di distribuire in chiesa, di portare la comunione ai malati, ma anche di esporre il Santissimo, naturalmente a determinate condizioni, di preparazione, di mancanza del ministro ordinato in questo senso, no? E anche di dare la comunione fuori dalla messa e quindi di guidare una liturgia della parola con la distribuzione della comunione. Ecco, queste possibilità fanno sì che il ministro della comunione, straordinario della comunione, possa diventare un vero ministro servitore, no? della liturgia e della guida anche della liturgia. Ci si può chiedere se oggi le nostre diocesi non possano avere dei vantaggi a pensare non dei nuovi ministeri istituiti, ma sull'ordine. Qui il discorso si fa un po' tecnico, chi ha studiato il diritto canonico sa che è previsto che il vescovo possa anche non istituire ma costituire degli officia, che sarebbero in qualche modo dei ministeri, cioè che ci possono essere dei ministeri che non vengono soltanto dall'alto, dal Vaticano, ma dal vescovo. Certo, meglio se i vescovi si mettono un po' d'accordo tra di loro, no? E qual è il vantaggio di un ministero costituito, riconosciuto, stile ministro straordinario della comunione? Che non è più il parroco che incarica il singolo, ma è il vescovo che dà un incarico al singolo. In un periodo di mobilità di preti, questo vuol dire garantire continuità al cammino liturgico di una parrocchia. Vi faccio un esempio. Arriva un prete in una parrocchia e improvvisamente il libretto dei canti precedente scompare e arriva un libretto nuovo, perché quei canti di prima erano tutti scarsi, no? Poi arriva dopo 6 o 7 anni un altro e dice: ma questa roba qua cos'è, no? E va a riprendere il libretto dei canti di prima o ne fa ancora uno nuovo, no? E non si esce dal fatto che cambia il prete, o al limite potremmo dire arriva l'animatore liturgico, il direttore del coro, la guida insomma del canto, e dice: questi canti sono belli. Arriva quello dopo, dico: no, questi canti non sono belli, facciamone un altro. Allora il coro dice: no, noi non vogliamo fare questi canti, e si ammutinano tutti, e allora si prendono. E le nostre parrocchie viaggiano un po' così, non tutte, e solo a Torino naturalmente, non a Chiavari. Allora, cioè, che ci sia, immagino servizi strategici come il responsabile di un gruppo liturgico oppure il direttore del coro, che possano avere una formazione diocesana, e cioè dove si segue non l'indole personale, non l'indole del pastore, certo, e neanche semplicemente la storia della comunità. La comunità ha una sua storia, con i suoi canti, eccetera, no? Ma dove si va alla ricerca di un repertorio, di un cammino, di uno stile sufficientemente condiviso, diocesano, della Chiesa locale, nel quale ci sia spazio anche per sensibilità del gruppo giovanile o dei canti che ci piaceva tanto da fare quando eravamo giovani e ci fanno sentire ancora un po' giovani. Cioè non si tratta di fare i talebani, ma si tratta di camminare verso una strada comune in cui tutti, il più possibile, giovani, adulti, fanciulli, anziani, eccetera, tutti possano sentirsi a casa. Ecco perché il fatto di una ministerialità
parrocchiale che trova il suo sostegno, la sua formazione e il suo incarico a livello ecclesiale può essere una strada per far camminare le nostre liturgie, non per uniformarle, ma per farle camminare verso uno stile condiviso, che in un tempo di mobilità dei fedeli, cioè ci si muove sempre di più, si prende la macchina, si va in un posto o nell'altro, no? E in un tempo di mobilità dei pastori, no? Ci muoviamo sempre di più, ci spostano e ci spostiamo sempre di più, e tanto più necessario. Dunque ecco una prima sfida, di cogliere su quali ministeri, su quali servizi le nostre comunità hanno più bisogno di lavorare e dove questi servizi possano attingere una formazione diocesana e al limite anche un incarico che dà stabilità. Non è la stabilità del ministero istituito, ma è la stabilità di un ministero, di un incarico diocesano riconosciuti. I servizi sono tanti. Qualcuno li ha raccolti intorno a 3 poli: i servizi all'altare, soprattutto quello degli accoliti, il servizio all'ambone, lettori, salmisti, chi prepara la preghiera dei fedeli, il servizio dell'assemblea, accoglienza, guida dell'assemblea, guida del canto, anche se poi il canto è anche al servizio della parola e dell'altare. Qualcuno ha visto in questi 3 poli, il servizio liturgico all'altare, all'ambone e l'assemblea, quasi la cristallizzazione liturgica di quel triplex munus, cioè di quel triplice ministero che è proprio di tutti i battezzati, che sono chiamati a vivere non solo nella liturgia ma anche nella vita, e cioè il munus docendi, cioè il compito di annunciare il Vangelo, il munus santificandi, cioè il compito di santificare il quotidiano, di offrirlo come un'Eucarestia vivente, no? Come un sacrificio vivente, e il munus regenti, cioè il compito di governare, o meglio di far camminare nella comunione, no? E nel servizio, no? La vita personale e comunitaria. Si pone quindi, ecco, una sfida della liturgia è quella che i ministeri possano far brillare, no? Brillare i diversi momenti, no? E i diversi poli dell'assemblea, della parola e dell'altare, attraverso tutti i linguaggi e anche tutti i servizi possibili. Ecco una sfida di una liturgia in cui i ministeri liturgici in qualche modo esprimono l'attenzione e la cura per una ministerialità complessiva, no? Ed esprimono la ministerialità non soltanto di una comunità parrocchiale, ma della Chiesa locale. In questo senso il fatto che il Concilio parli del Vescovo come il grande liturgo della diocesi e della cattedrale come uno dei luoghi esemplari ci invita a pensare la liturgia non semplicemente alla scuola dei libri liturgici, ma anche alla scuola di una tradizione che è bello che venga a crearsi poco per volta, di uno stile comune alla Chiesa locale. C'è un'ultima cosa che magari dico, poi dopo apriamo, no? Certamente uno dei compiti dei servizi liturgici, della ministerialità liturgica, è quella di manifestare il mistero della Chiesa come popolo di Dio, come corpo di Cristo, come Tempio dello Spirito. Ora, se la Chiesa è popolo di Dio e tutti partecipano, e quindi al ministero della Chiesa,
no? Efesini 4, 11 e 13 parla della Chiesa tutta ministeriale in questo senso, dell'opera della diaconia, cioè del servizio e del ministero della Chiesa per l'edificazione del corpo di Dio. Dunque, se la liturgia manifesta il popolo di Dio, in cui tutti partecipano del ministero della Chiesa, se la liturgia è chiamata a manifestare il corpo di Cristo, in cui tutti lo fanno ma in modo diverso, secondo le diverse membra, no? E se la liturgia è chiamata a manifestarsi come tempio dello Spirito, in cui ciascuno, come membra del corpo di Cristo, è secondo il proprio carisma, secondo il dono che lo Spirito ha dato, no? Ecco che tutti sono chiamati a partecipare e alcuni all'interno della comunità sono chiamati a offrire il servizio che in qualche modo è a nome di tutti. E a nome di tutti, no? Uno si alza a leggere, ma è tutta la Chiesa che legge, no? Uno dà la comunione, ma è tutta la comunità che partecipa all'atto di condividere, no? La comunione. Ecco, questa sensibilità fa sì che si crei anche una sensibilità al fatto che i diversi servizi liturgici manifestino l'unità ma anche la varietà del popolo di Dio. Si pone la questione della ministerialità come luogo di rappresentazione della Chiesa. E allora è giusto che si chieda che ci sia, che i generi, no, di maschile e femminile siano insieme ben rappresentati. È giusto pensare non soltanto alla differenza di genere, ma anche ad altre differenze, come le differenze di età, no? Fanciulli, anziani, giovani, adulti, sempre però orientati al mistero, al servizio della liturgia. Cioè, se noi ci soffermassimo solo quello che è capitato forse all'inizio della riforma liturgica, cioè i ministeri per coinvolgere e per rappresentare tutti, allora ci deve essere una famiglia che porta i doni all'offertorio, ci deve essere un fanciullo che legge il salmo, ci deve essere un anziano che legge la preghiera universale, ci deve essere una donna che fa la prima, un uomo che fa la seconda, e si cerca, no? Un giovane che fa questo, un adulto che fa quello, e si cerca di fare in modo che i servizi liturgici rappresentino tutto il popolo di Dio nella varietà, ma potremmo ancora andare avanti. Pensiamo a quelle comunità, le nostre sono ancora poco multietniche, dove c'è una presenza significativa di persone che provengono da un'altra etnia. Quando questo accade, le rare volte in cui una comunità ha una presenza significativa, un'assemblea ha una presenza significativa, no? Penso ai catecumeni nella veglia pasquale, ma non solo, il fatto che arrivi una persona con un buon italiano e tuttavia si sente che non è l'italiano degli italiani a leggere, questo rappresenta, è un atto pieno di forza, perché rappresenta il fatto che veramente è tutto il popolo di Dio, no? che interviene e che partecipa. Certo, ci può essere il rischio che per prendere uno straniero non si capisca niente della lettura della parola di Dio, che per prendere un bambino, far leggere un bambino o un giovane o un adolescente non si capisca niente della parola di Dio, o che per far preparare ai bambini le preghiere, le intenzioni di preghiera ci siano delle intenzioni superficiali che fanno pensare alla messa come una cosa da bambini, per cui quando cresceranno, se invece vedessero che il loro papà chiede perdono e prepara un'intenzione di perdono e che fa un'intenzione dei fedeli. Ecco perché il criterio della rappresentazione, no, di tutto il popolo di Dio, del corpo di Cristo, che è Tempio dello Spirito, è sempre chiamato a essere orientato al servizio della liturgia.
Così non basta che uno abbia il talento di suonare bene la chitarra, deve saper suonare bene la chitarra nella liturgia, e non basta che uno sappia leggere bene, potrebbe essere addirittura un attore, no? Ma non è detto che legga bene nella liturgia. Se è un attore, perché se il popolo di Dio, anziché ascoltare la parola di Dio, dirà: oh, questo com'è bravo, si vede proprio bene che è un attore, oppure guarda questo qua che fa l'attore invece di leggere, no? E ti distrai e non ascolti più la parola. Ecco perché il principio della representatio ecclesia, cioè della rappresentazione della Chiesa, è un principio giusto, ma ha bisogno di essere al servizio del mistero, cioè del fatto che ogni ministero è al servizio di visibilizzare, manifestare il mistero della Chiesa, e non solo, è in essa il mistero della presenza e dell'agire del Signore. Grazie per l'ascolto. Adesso sono curioso di calare nel concreto, no, delle vostre comunità le cose che ci siamo detti. Abbiamo tempo per le nostre domande, le nostre considerazioni. Chi vuol fare una domanda è pregato di venire qui da questo microfono, di modo che tutti possano sentire bene la domanda. Grazie. Ce n'è una prima qui di Giacomo che mette l'accento su un punto che adesso è diventato abbastanza presente nelle nostre celebrazioni. Volevo chiedere se Don Paolo sopporta i telefoni durante la messa e se ha una soluzione. Io appoggio questa istanza. Ecco. Raccogliamo un po' di questioni, di domande, perché poi dopo ogni domanda, anche la più piccola e apparentemente lontana, in realtà c'entra. Qui il tema, ad esempio, è quello della ministerialità dell'assemblea, cioè oggi rispetto a ieri o più di ieri, ma qualcuno che viene da lontano, cioè che ha più anni, dice che anche nel preconcilio c'era molto rumore, confusione nelle chiese, e quando si è passata alla riforma liturgica, la prima cosa di cui ci si stupiva era il silenzio, perché improvvisamente tutti facevano attenzione a quello che accadeva, no? Certo che oggi c'è il rischio di un certo disordine, può essere il telefonino, la persona che mette la moneta, i bambini, classico, viene fuori cosa fare con i bambini, ma soprattutto più dei bambini sappiamo chi disturba? Gli anziani, cioè che alle volte parlano, no? Per cui succede qualcosa e senti uno dal fondo che dice cosa hanno detto, eccetera, no? Ecco, i disturbi dell'assemblea. Però raccogliamo ancora qualche altra questione. Prego. Ma gli spunti sono tanti, gli spunti stasera sono tanti. La mia non è una domanda, ma è un po' una riflessione che ho avuto poi alla fine della serata, no? Quello che mi ha colpito, che sento di più, è un modo diverso di poter celebrare, cioè di partecipare alla messa. Cioè io sono ministro e lettore, per cui in entrambi i ruoli ho capito dal suo intervento che c'è un modo diverso di pormi, no? Di fronte all'assemblea. Ed è stato anche bello quando lei ha parlato che una volta si faceva il lettore un uomo, poi un bambino, poi una donna, proprio per far partecipare tutti a questa assemblea, la preghiera dei fedeli, una persona anziana, cioè era veramente un bel modo proprio di organizzare e vivere questo momento, no? Tant'è vero che vorrei adesso, cioè domenica quando torno,
vorrei un attimino parlare anche lì di fare questa proposta per coinvolgere anche dei ragazzi, perché per esempio io come ministro ho dovuto imparare a servire messa, cosa che facevo da bambino, e ho trovato molto educativo questo, perché se uno vuol servire messa non è facile, bisogna stare attenti ai gesti che si fanno. E all'inizio sono andato proprio da un sacrestano, io tutte le sere andavo a messa e insieme a lui servivamo messa, ma diciamo che poi ho cominciato a capire veramente bene il senso quasi dopo un mese che tutte le sere io andavo a messa. Grazie. Cominciamo dalla questione del buon ordine dell'assemblea, no? E dei disturbi all'interno dell'assemblea. Come si può aiutare attraverso una ministerialità dell'assemblea? Vi sono delle chiese, intendo delle nazioni, delle regioni nel mondo, in cui è d'abitudine trovare che ci siano delle persone al fondo della chiesa che accolgono, ma anche delle persone che poi durante la celebrazione vigilano, no? Sull'ordine dell'assemblea, no? Questo certamente è un servizio, una vera e propria diaconia. Nei primi secoli erano gli stessi diaconi che facevano non tanto e non solo il servizio dell'altare, ma anche quel servizio di cerniera sull'assemblea, no? E ci sono appunto comunità in cui questo è un servizio che viene fatto, e in alcuni casi addirittura passano a svegliare le persone se si addormentano. Mi hanno raccontato che capita anche questo, no? Che hanno visto. No? Noi alle volte siamo un po' maldestri, e cioè quando ci sono le situazioni un po' estreme come prime comunioni, cresime, no? Prendiamo due volontari, gli mettiamo SS o col servizio d'ordine, no? per tenere a bada fotografi, per far muovere le persone, no? E tuttavia possiamo chiederci se nelle nostre comunità non possa essere utile un servizio che però deve essere anche riconosciuto, no? E anche visibile. In questo senso la questione della veste liturgica può essere problematica nella misura in cui clericalizza le persone, i ministri laici, ma può anche essere interessante perché la veste depersonalizza. Se c'è uno che ti viene a dire, per esempio in una parrocchia si sono accorti, siamo l'unica di Torino, si sono accorti che la gente arriva in ritardo alla messa. E allora hanno scelto di fare questa pratica, cioè di dire le persone che entrano in chiesa durante la parola di Dio sono invitate a stare lì ferme dove entrano, al fondo della chiesa, e non a muoversi disturbando, perché c'è sempre un primo banco libero, no? E qualcuno arriva tranquillamente e tu puoi avere il lettore che si è preparato, no, al meglio per leggere il profeta Isaia, ma saranno tutti distratti verso uno che arriva, trova posto e disturba, no? Il problema qual era? È che queste persone non capiscono se uno qualsiasi gli dice ferma lì, no? E le lo dicono naturalmente in bel modo, senza parole, no? Senza parole. E poi parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. A questo punto, perché la liturgia conosce dei momenti opportuni per fare delle cose o no, a questo punto c'è uno scarto, c'è uno spazio in cui si invita a prendere posto, no? Alla terza volta la persona lo capisce, già, durante la parola di Dio non ci si muove, no? Lasciamo stare che alle volte noi ministri siamo alle volte più disattenti. Capita ancora che questa percezione, che quando vado a fare i corsi per i ministri e fai girare un foglio per le firme, leggi la parola di Dio e c'è gente che ancora traffica, lavora, chiede, no? Non abbiamo la percezione, c'è la parola di Dio, adesso preghiamo, no?
alle volte trovi ancora qualcuno che si accorge che la candela è spenta, no? E crede di fare un favore a tutta la comunità ad accorrere durante la parola di Dio ad accendere la candela che si è spenta, ma in realtà ha disturbato, no? Quindi questa attenzione a evitare disturbi può avere anche l'aiuto di una ministerialità dell'assemblea. Il come, c'è bisogno di persone molto garbate e c'è persone riconosciute e riconoscibili, non so come. Ho visto delle cose in giro, però sai, è difficile dire hai visto una cosa in Germania o in Inghilterra o in Africa che non l'ho vista, me l'hanno soltanto raccontata e possono essere riproducibili qui. Dovremmo trovare la strada nostra, che è quella però di non dare più per scontata il buon ordine dell'assemblea, e che ci può essere un servizio dell'assemblea che sia speculare al servizio dell'altare. Lo possono fare le chierichette, lo possono fare una coppia di sposi, no? Che rappresentano anche la figura più normale, no? E più vicina, no? È uno di noi che ci aiuta a dire alla famiglia con i bambini piccoli: guarda, potete spostarvi di là, oppure insomma a vigilare su quelli che possono essere i disturbi. Certo, sui telefonini, insomma, ho cercato di studiare dal punto di vista così legale la possibilità di schermare, no? Ma è illegale. Non c'è scampo, no? Anche se si può fare, cioè dal punto di vista tecnico, no? E però perché sarebbe la via più veloce, no? In certo senso potremmo chiederci se ridurre le messe e convergere verso la messa della comunità può aiutare non tutte, ma alcune comunità a concentrare le forze per garantire una migliore qualità della cura della liturgia, no? Cioè meno messe fanno sì che ci possano essere più ministri disponibili a fare sì che tutta la liturgia sia curata al meglio. Canto, assemblea, eccetera. Per quanto riguarda l'affermazione di cui ringrazio, vorrei però dire che io ponevo anche in modo critico questo tema di coinvolgere le diverse età, le diverse provenienze, cioè coinvolgiamo pure, no? Ma sempre al servizio della liturgia. Se mi arriva un genitore del catechismo, per farlo partecipare lo facciamo leggere, ma non è abituato a leggere, quindi si emozionerà e quindi andrà troppo veloce, la scelta non era buona, no? E in questo senso dobbiamo anche stare attenti a quello che può essere una cosa che di per sé è molto bella, e cioè i giovani e al limite anche i fanciulli possono partecipare alla liturgia, e io direi a qualsiasi liturgia, non soltanto la liturgia del catechismo, no? Che si fa una volta al mese o in quella messa lì della settimana, entrando dentro le ministerialità. Quindi se in un'assemblea ci sono 3 o 4 giovani, non è detto che questi giovani possano stare nascosti, oppure grazie a loro, no? Far risuonare quella che Paolo VI definiva la giovinezza della Chiesa, no? Però questo non bisogna forzare, no? E se c'è un bambino di 4-5 anni o 6 anni che viene alla messa delle 8:30 con la famiglia perché poi devono andare in giro, no? a trovare i parenti o fare qualche cos'altro, ci può essere qualcosa che ogni bambino, anche i 3 o 4 che ci sono, o i 2, 1,
può fare nella comunità. Ad esempio, partecipare alla processione di introito, di ingresso, con una piccola candelina che accompagna i segni della celebrazione o il celebrante, o con una piccola candelina accompagnare, se non è troppo piccolo, accompagnare i doni, il pane e il vino. Sono cose a cui i bambini si affezionano e non devi inventare nulla. Se le cose entrano non c'è più neanche bisogno del catechista, c'è soltanto bisogno del papà e della mamma che dicono vai, no? A patto che il bambino piccolo lo desideri fare, a patto che il giovane lo desideri fare, cioè attenzione a non coinvolgere soltanto funzionalmente. Noi il giovane viene a leggere, così pensiamo di far piacere magari a loro per coinvolgerli e renderli protagonisti, ma loro vogliono semplicemente starsene tranquilli a pregare, no? E non è raro che nella chiesa in cui io celebro, che non è una chiesa parrocchiale, arrivino dei giovani che mi fanno capire che vengono proprio in quella chiesa per non dover fare tutto quello che fanno nella loro parrocchia, no? E quindi quasi ti pregano farmi stare tranquillo, no? Certo, uno può dire ma è un po' da egoisti, no, è semplicemente che uno vuole, forse ha bisogno di spazi in cui pregare, ecco perché coinvolgiamo, ma è tutto senza forzare, senza far perdere la dignità a nessuno. Anche questo, no? È importante, perché alle volte si può far perdere la dignità ad un bambino se gli si chiede cose troppo difficili, o ad un ragazzo, ad un giovane o ad un anziano anche. Bene. C'è un'altra domanda forse. Qualcun altro? C'è qualcuno che ha da raccontare qualche esempio di una parrocchia perfetta? Sono troppe mani alzate. Ecco, sì, bene, allora abbiamo una parrocchia perfetta. Io volevo chiedere che, siccome siamo in un paese di mare, e a volte succede che a Lambone ci si presenta coi Bermuda, quindi c'è un po' una diatriba, magari qualche volta non c'è nessuno che fa il lettore, quindi c'è quello disponibile che è in Bermuda. Come vede lei questa situazione? Grazie. Beh, la questione dell'abito liturgico, che poi riguarda anche il ministro straordinario della comunione, il lettore, chi guida i canti, il direttore del coro, il coro stesso, che alle volte si crea una piccola uniforme, no? Ci dice che nella liturgia anche la questione della veste, tutto è simbolico e tutto parla, no? Mi viene in mente quello che dice Paolo ai Galati, cioè che nella liturgia siamo invitati, tutti siamo chiamati a essere uno, a diventare figli nel Figlio, a rivestirci di Cristo, così che non ci sia né più giudeo né greco né uomo né donna né schiavo né libero. In qualche modo rivestirsi di Cristo è certamente qualcosa di interiore, ma nel servizio liturgico talvolta va alla ricerca anche di un abito liturgico che depersonalizza e mette in evidenza non il singola persona che si veste in modo singolare, ma proprio il servizio, che il ministero. Per questo in alcune nazioni ci sono degli abiti, delle forme più eleganti, minime, di un abito per il lettore o per la guida del canto o per il ministro della comunione. In genere nelle nostre diocesi scegliamo la via di un ministero laicale che viene fatto nel servizio laicale, e a questo punto distinguere la situazione straordinaria di eccezione che non possiamo controllare, e ringraziamo ancora una persona che ci viene a dare una mano,
anche se è vestito in bermuda, no? E altre volte dobbiamo essere anche però a noi ad avere l'accortezza, no? di intuire che se c'è una persona disponibile che riteniamo che sia troppo sbracciata, possiamo anche non chiedere di venire a leggere. Certo che se uno lo dice chi è disponibile a leggere, si presenta una persona, certamente insomma la carità ci chiede di... Ecco, distinguerei la situazione eccezionale e straordinaria da quella situazione invece ordinaria, e cioè coloro che ci sono, che si danno una mano a fare in modo che rivestiti di Cristo possano anche nel loro abito non essere motivo di distrazione. Ogni tanto mi chiedono a Torino, ma si possono dare la comunione con le unghie e con gli anelli? E io non so cosa rispondere, perché cosa mi metto a fare l'elenco, no? Il pedigree del perfetto ministro, di come può essere e come non può essere. Si danno delle indicazioni di fondo e si invitano a fare in modo che il nostro abito, il nostro modo di presentarsi non sia motivo di distrazione. Ecco, no? Più che una domanda, volevo portare a conoscenza di una cosa che riguarda la spettacolarizzazione della messa, per un'esperienza che io ho in campagna. Io abito in una piccola frazione, non a Rapallo, sull'Appennino reggiano. Io abito in una piccola frazione e posso scegliere la chiesa del paese o a 20 minuti di strada un'altra chiesa. Noi scegliamo 20 minuti di strada un'altra chiesa perché c'è una comunità che quando entri ti fa sentire che, anche se tu ci vai una volta quando vai in vacanze, ti fa sentire partecipe. Nell'altra chiesa tu non senti questa sensazione e di conseguenza scegli di fare 20 minuti di macchina, perché là comunque è di distanza, perché entrando in chiesa tu ti senti accolto dai ragazzi del coro che ti danno subito il libretto, un parroco che se arrivi, che lui è ancora lì, che non ha cominciato, ti dice guardate, c'è ancora da sedersi. E allora noi scegliamo, non tanto per la spettacolarizzazione della messa, ma per il tipo di cerimonia, di fare 20 minuti di macchina. Qui da noi, insomma, abbiamo anche tante chiese, penso che questo problema non si ponga. Era solo una testimonianza. Sì, però ci dice che alle volte il lavoro, cioè c'è una ministerialità liturgica che però deve essere integrata dentro uno stile comunitario, perché tu puoi anche scegliere 2 persone che al fondo della chiesa accolgano, ma se dentro c'è un'assemblea che non sa accogliersi a vicenda e non è abituata a farlo, quei 2 lì che ci stanno a fare, no? E questo ci dice che creare uno stile comunitario di relazioni, ma vale anche per gli altri ministeri. Per esempio, il servizio della parola sarà tanto più forte quanto più la comunità si affeziona all'ascolto della parola e si educa ad ascoltare la parola, a leggere, ascoltare la parola di Dio con tutto l'amore e l'impegno dovuto. E quindi attenzione che c'è una ministerialità liturgica che però ha bisogno di uno stile che è anche extra liturgico. Sì, il numero 114 dell'ordinamento generale del Messale romano, che dice che si prepara insieme. Qui c'è il tema del gruppo liturgico. Il gruppo liturgico ha bisogno di alcune persone che si formano in liturgia. Non bisogna mettere... È vero che se aspetti che ci siano non inizi mai, bisogna anche iniziare da qualcuno. E tuttavia, cioè, la formazione necessaria è a leggere l'ordinamento generale del Messale romano, ad avere un po' la struttura dell'anno liturgico, in maniera che
ad avere le idee fondamentali dello spirito della liturgia, per cui non cadiamo nella trappola. Cosa facciamo di nuovo questo avvento, questa Quaresima? Ma a fare bene le cose che ci sono date da fare, no? E quindi il gruppo liturgico può essere veramente un altro servizio che poi non compare nella liturgia, durante la liturgia, ma prima in sede di programmazione, di progettazione. Certo, dovrà incontrarsi e alle volte scontrarsi con la richiesta del catechista, dell'animatore o di chissà chi, e allora c'è bisogno di persone che con molta garbo, stile, carità possano aiutare tutti gli altri membri della comunità a fare un cammino su che cos'è la liturgia. Volevo chiedere, a proposito dell'ascolto, sarebbe interessante che la parola potesse veramente essere proclamata, per cui la gente non va a leggere sui fogliettini, perché in tutte le nostre chiese, in quasi tutte le nostre chiese, ci sono sti foglietti e la gente, cioè l'assemblea è propensa a seguire sul foglietto e quindi non ascolta, però qualche volta è disperata perché non capisce. E quindi meglio leggeremo e più verrà spontaneo alzare la testa e ascoltare, guardando. Cominciamo dai momenti più importanti, la veglia pasquale, eccetera, insomma, no? Le grandi feste, che possono essere un momento in cui i lettori si trovano e fanno piccoli esercizi, no? Per ricordarsi cosa succede quando la parola cade, e ci si aiuta anche a vicenda, non si aspetta di avere il super esperto per dire troppo veloce, mi sono perso. Questo passaggio era quello centrale, bisogna dirlo con forza, no? Non per caricare, quando uno mette troppi accenti sbaglia, insomma, no? Ma quindi cominciare dai momenti forti per arrivare alle domeniche, naturalmente rispettando la fatica di chi è sordo, di chi è stanco, no? E di chi è anche soltanto abituato, no? Però potremmo togliere i foglietti, possiamo farlo già subito, ma potremmo togliere tranquillamente i foglietti quando ci saremo impegnati a sufficienza a far sì che ci siano, magari non sempre, però in modo, cioè se uno crea un gruppo di lettori è chiaro che ci saranno dei buchi, però intanto ci sono dei momenti occupati, ecco, no? E cioè delle celebrazioni preparate. Io desidero ringraziare Don Paolo per essere stato qui con noi e per averci detto tante cose preziose per il nostro lavoro. Lo ringraziamo veramente di cuore, perché il nostro Vescovo, che mi ha pregato di salutare tutti, ci ricorda che questo è l'inizio di un percorso, quindi quello che abbiamo ascoltato deve essere poi un po' masticato, riflettuto e messo in pratica nelle nostre comunità e come Chiesa diocesana. Come Chiesa diocesana ci impegniamo in quest'anno proprio a porci in ascolto di alcune voci, per poi cercare di capire, insieme alla Commissione liturgica che in questo anno sta lavorando un po' in questo senso, e insieme a tutti voi, come lavorare e anche quali scelte operative fare. Ma come c'è scritto nel Depli, anche c'è in fondo, e come è stato detto ai sacerdoti, si è disposti insieme nelle diverse comunità a pensare, a partire dagli ascolti fatti e dalle parole del Vescovo, a intraprendere cammini anche operativi nuovi che possano aiutarci a vivere la liturgia nel senso che ci ha bene descritto Don Paolo. Quindi direi che il cammino che ci attende è questo, ma riuscirà se tutti ci mettiamo del nostro. Quindi direi che è un buon punto di partenza anche la vostra grande partecipazione. E quindi
ci ringraziamo a vicenda e vi ringrazio della vostra presenza. Ciascuno nel Depli ha tutti gli appuntamenti prossimi. Il grande momento di ascolto di nuovo qui diocesano sarà il 23 maggio, mi pare, con Goffredo Boselli, un monaco di Bose, che aiuterà un po' a chiudere il cerchio di quest'anno vissuto insieme, ma questo avremo tempo e modo da qui a maggio per ricordarcelo. Io ricordo solo che al vostro posto, insieme alla preghiera, avevate un Depliant sull'Istituto Diocesano di Musica Sacra. L'idea è di conoscerlo voi, ma di diffonderlo, perché è un istituto che negli anni ha portato tante persone a coinvolgersi nella musica, nel canto e nella liturgia, per quell'animazione che indicava Don Paolo. Quindi non possiamo presumere che ci siano persone che si inventano da sole a fare queste cose, ma l'istituto è qui per formarle e per aiutarle, oltre che per gli altri corsi che sono indicati e per i quali potete indirizzare persone o anche voi stessi. Ricordo inoltre, appunto, nei prossimi appuntamenti, sabato 24 novembre in cattedrale alle 16:15 il raduno regionale degli istituti di musica sacra, che sono Genova, Savona e Chiavari. Alle 16:15 il concerto, alle 18 nella solennità di Cristo Re la messa del nostro Vescovo per tutti i cantori. La facciamo nelle vicinanze della festa di Santa Cecilia, che come sapete è la patrona dei cantori. Quindi siete tutti invitati in cattedrale per quanto vi è possibile a questo momento. Alla fine, se qualcuno vuole già la copia del calendino liturgico, ne ho alcune copie qui con me da poter acquistare. Adesso concludiamo pregando insieme, cantando la Salve Regina. Ci alziamo. Auguri al nostro Vescovo per Sant'Alberto, quindi la Salve Regina è anche per lui e per il suo ministero in mezzo a noi. Ci raccogliamo. Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve, ad te clamamus, exules Filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle, eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte, et Iesu benedictum fructum Christui, nobis post hoc exilium ostende, hoc nenes, hoc via, dulcis Virgo Maria. Buonanotte a tutti, buon rientro a casa. Grazie.